Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie dalle nostre province in diretta con i nostri colleghi. Oggi partiamo dall'ultimo femminicidio in Veneto, quello di una 39enne che è stata strangolata o soffocata dall'ex che poi si è tolto la vita. Sgomento a Camponogara dove abitava, l'uomo si è tolto la vita a dolo, ma andiamo a Vigonovo da Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta per la parte tecnica. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Vigonovo in via Goldoni, alle mie spalle l'abitazione della mamma di Tania Terrin, la ragazza di 39 anni che la sera di Ferragosto è stata uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber di 43 anni. La mamma non esce di casa, è sconvolta come è normale che sia. Ci è stato detto che con tutta probabilità è anche sedata perché non riesce a far fronte al dolore della perdita della figlia che aveva paura, come sentiremo tra poco anche nella testimonianza di una vicina, perché già ad aprile Keber aveva tentato di strangolarla. Lì c'era stata una denuncia dai carabinieri e dopodiché è arrivato a giugno l'ammonimento da parte del questore. La mamma ha dichiarato che già erano state dai carabinieri, la figlia era stata dai carabinieri 7-8 volte per segnalare quello che stava accadendo, per segnalare il fatto che Keber continuasse in qualche modo, nonostante l'ammonimento, a cercarla, a perseguitarla. Sentivo da madre e temevo che prima o poi sarebbe successo qualcosa, sarebbero le parole della donna piene di dolore. La mamma Marinella, la mamma di Tania, che ora è disperata ed è chiusa in casa. Tra l'altro ci troviamo a Vigonovo, che ancora una volta si trova a far fronte a un dolore grande, a una donna che viene uccisa. Sto parlando di Giulia Cecchettin, la cui abitazione si trova a pochi chilometri di distanza da qui. Quindi questo paese che viene colpito ancora una volta, perché Tania non viveva qui ma era originaria di Vigonovo. Lei viveva appunto a Camponogara, nell'abitazione dove l'ex fidanzato l'ha raggiunta nella notte tra sabato e domenica e lì l'ha strangolata. Naturalmente quello che è successo è in mano agli inquirenti, si sta cercando di capire perché lui fosse in casa, dal momento in cui Tania aveva paura e aveva addirittura chiesto ai suoi vicini di non farlo entrare qualora avesse suonato o l'avessero visto nei dintorni. Qualcosa deve essere accaduto, forse tra i due c'era stato un riavvicinamento negli ultimi tempi, forse lui voleva vederla con una scusa e lei, che tutti definiscono come una persona molto molto buona, una ragazza solare, buona e anche molto riservata, l'aveva accontentato in qualche modo, ma queste naturalmente sono solo delle supposizioni, perché quello che è successo è al vaglio degli inquirenti. Una cosa però è certa: il passato di Keber è stato un passato molto segnato da una giovinezza molto complessa, da profonde fragilità psicofisiche. Era anche in cura al centro di salute mentale di Dolo, dove viveva, perché lui viveva a Dolo, dove si è tolto la vita dopo aver ucciso Tania sempre quella sera. Sentiamo però ora la testimonianza di una vicina di Tania, il racconto in questo servizio. A me ha colpito, ma vabbè, all'inizio sono tutti carini e buoni e poi mi ha detto me lo ritrovo spesso qui sotto, quindi vabbè, no, lei aveva paura. Tragedia. Io sono sconvolta. Tania Terrin viveva nella paura. A raccontarlo è una vicina di casa ancora sotto shock per la morte della 39enne originaria di Vigonovo, dove tuttora vive la mamma, trovata nella sua abitazione di via Venezia a Camponogara, dove si era trasferita da qualche tempo.
L'ex compagno Dino Keber, di 43 anni, l'avrebbe strangolata sabato sera, poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi una volta rientrato nella sua abitazione di Dolo. Sarebbe accaduto intorno alle 23, ma sembra che nessuno dei vicini abbia sentito nulla. Io sono stata a casa tutto il sacrosanto giorno, sabato, tutto il giorno, notte inclusa, e non ho sentito niente. Io sicuramente non ho aperto. O è entrato con qualcuno o gli ha aperto lei. Lei aveva paura, però chissà in che modo è riuscito, perché era una persona molto buona, Tania. Quello che è certo è che Tania fosse spaventata dal suo assassino. Ad aprile Keber, già noto alle forze dell'ordine, sembra che avesse tentato di strangolarla, motivo per cui la 39enne aveva presentato querela ai carabinieri insieme ad un certificato medico. Poi a giugno il questore aveva emesso un ammonimento nei confronti del 43enne. Ma per Tania, una persona molto riservata, non era sufficiente perché, come racconta la vicina, lui continuava a perseguitarla. Aveva anche chiesto nella chat di condominio di non aprirgli per nessun motivo se si fosse presentato. Lei non scriveva mai nel gruppo, mai. Infatti quella volta là abbiamo detto: Madonna, cosa è successo? Che non scrive mai lei. E per quello che poi io sono andata privatamente a chiederglielo. Aveva detto: me lo trovo spesso sotto casa. Quindi qui? Sì. Voi però non lo vedevate? No, infatti io giorni successivi sono stata molto attenta, ho detto aspetta che vedo se lo vedo, che lo vede, cioè sto là a vedere se ci sono macchine diverse rispetto alle nostre, cioè insomma. E secondo me non si sentiva protetta perché diceva me lo ritrovo qua. Per Tania era anche stata predisposta una forma di vigilanza attraverso il passaggio delle auto dei carabinieri, ma nonostante questo Keber è riuscito a entrare in casa. La porta dell'abitazione, a quanto emerge, non presentava però segni di effrazione. I carabinieri sono arrivati il giorno seguente. Ho sentito scampanellare ieri alle 23 e qualcosa e sinceramente ho preso paura e l'ho scritto subito, perché sapendo la situazione l'ho scritto e infatti c'è ancora il mio messaggio, ovviamente non letto, dove l'ho scritto: Tania, ho sentito scampanellare al tuo citofono, tutto a posto? Chiaramente non ho lettura, non ho niente, perché all'ultimo accesso sabato precedente, poi ho percepito che c'erano già carabinieri, quindi io non sono... Erano loro che scampanellavano per farsi aprire. Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e chiarire la dinamica dell'omicidio. Il cordoglio del sindaco di Camponogara. Non vivevano assieme, molti momenti si erano rincontrati e poi è finita in tragedia. L'ennesimo femminicidio è diventata ormai, insomma, ogni giorno si apprendono questo tipo di notizie e c'è molto rammarico, soprattutto quando si tratta di giovani. Ecco, avete sentito, Keber viveva a San Bruson di Dolo, dove aveva anche un'attività come meccanico. Sua grande passione erano i motori, ma ultimamente, secondo quanto hanno riferito insomma alcuni amici, persone che lo conoscevano, la sua attività si era un po' arrestata a causa di una grave forma di diabete che poi gli aveva anche procurato una depressione, quindi questo quadro anche psicofisico evidentemente era molto pesante da gestire. In passato aveva anche avuto problemi di tossicodipendenza, un matrimonio fallito, aveva una figlia, insomma un quadro di una persona molto fragile. Evidentemente anche il fatto di non essere riuscito ad avere una relazione con Tania gli ha fatto perdere le staffe fino poi a toglierle la vita. Quello che è certo è che lei, come avete sentito, avesse molta paura, fosse terrorizzata e temesse per la sua vita. Sentiamo che cosa ha detto anche in merito a questa vicenda il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto. Il Comune di Dolo o i servizi sociali erano a conoscenza delle denunce precedenti e della pericolosità del soggetto che risiedeva nel suo territorio, Sindaco? Ma io devo dire che ho fatto una verifica e non era
conosciuto il soggetto e non escludo però che fosse stata nota, ecco, questa vicenda all'ufficio stesso, però non era a nostro carico, non era preso in carico meglio da noi la situazione, ecco. Forse anche complice il fatto che la signora fosse residente in un altro comune, ma quello che lascia un po' tutti con tanta sofferenza è il fatto che almeno nel vicinato nulla lasciava presagire, almeno all'esterno, ecco, una vicenda così drammatica, così anche che segna e che ha segnato poi, ecco, un epilogo tragico. Ecco, l'abitazione in cui viveva Keber è stata posta sotto sequestro per permettere tutti i rilievi da parte degli investigatori, e il suo cane è preso in custodia dagli amici che ancora oggi si interrogano se fosse possibile fare qualcosa per aiutarlo, per evitare questa tragedia. Naturalmente noi continuiamo a seguire la vicenda. Nel frattempo io qui da Vigo Novo restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e Alberto Pivetta per questo ampio reportage da Vigo Novo, che tra l'altro, come ricorderete, è il paese dove vive la famiglia di Giulia Cecchettin. Come faremo a convincere le donne oggetto di maltrattamenti e di violenze a denunciare i responsabili di questi reati? Come sarà possibile convincere queste donne che la cosa migliore è andare dalle forze dell'ordine e indicare i responsabili di fatti così gravi? Violenze spesso gratuite, violenze che a volte portano addirittura al suicidio di queste donne, come è successo anche recentemente a Verona, ma per il resto facessimo l'elenco dei femminicidi che ci sono stati in Veneto negli ultimi anni, resteremmo ancora una volta sgomenti. Si è detto, e l'ha detto anche il sindaco, che nulla faceva presagire un omicidio, ma c'erano continue liti, c'erano 8 denunce ai carabinieri, c'era il coraggio di una donna che viveva da sola e che nonostante questo confidava in chi le garantiva la sicurezza, in cui molte di queste persone sperano di ritrovarsi, invece si espongono ad un pericolo perché non ci sono braccialetti elettronici che funzionino, perché questi uomini una volta liberi riescono a raggiungere le loro vittime, una volta liberi poi in genere sono sempre liberi, e questo è il problema. Cioè ci sono troppi violenti, troppi mostri in circolazione, sono liberi di colpire perché ci sono leggi inadeguate da parlamentari nominati che evidentemente non sanno che cosa fanno e non mettono la magistratura e le forze dell'ordine nelle condizioni di isolare questi violenti, di metterli in strutture protette o in carcere, in modo che non possano continuare a causare gravi danni, a causare il più delle volte degli omicidi, come abbiamo visto nel caso di Giulia Cecchettin e di altre donne che sono state trucidate da questi delinquenti. Come faremo a convincere queste donne a rivolgersi alle forze dell'ordine o alla magistratura per cercare protezione, visto che di protezione non si tratta? Addirittura qui siamo in presenza di un signore che poi si è tolto la vita, il che non accade il più delle volte, perché questi sono uomini che scontano le condanne e poi escono magari dopo pochi mesi o dopo pochi anni. Addirittura questo individuo, questo meccanico, era solito sventolare un cappio davanti alla sua ex fidanzata
quando lei sosteneva che non era più in grado di continuare questa relazione. Allora c'è anche il ricatto, ci sono anche le violenze psicologiche alle quali queste donne sono sottoposte. E l'unica è mettere questi mostri all'interno di strutture chiuse e per lungo tempo, come avviene in altri paesi, in modo che non possano reiterare reati che hanno commesso indisturbati per troppo tempo. E questo è il compito del legislatore, che dovrebbe finalmente darsi una mossa e cercare di evitare che il numero di questi femminicidi continui ad aumentare. Adesso andiamo a proposito di violenza, andiamo da Chiara Gaiani e Federico Cibotto a Padova, perché sono state rese note le motivazioni della sentenza nei confronti del responsabile dell'omicidio, del femminicidio di Giada Zanola. A te, Chiara. Sì, tanto. Zanola, la donna di 33 anni che, lo ricordiamo, è stata uccisa nella notte tra il 28 e il 29 maggio del 2024. Era un caso davvero che aveva colpito tutti. Questa donna, tra l'altro madre di un bambino, era stata gettata dal cavalcavia dell'autostrada A4 a poco più di 1 chilometro dall'abitazione dove viveva con quello che sarebbe diventato a pochissimo il suo ex compagno. Quest'uomo, Andrea Favero, 41 anni, un ex camionista, è stato condannato il 14 maggio scorso con l'accusa di omicidio volontario. Non è stata riconosciuta la premeditazione, l'omicidio volontario della sua ex compagna, quindi della donna, della madre del figlio. Gli è stata tolta anche la patria potestà e doveva dare una congrua somma di denaro sia ai familiari della sua ex compagna sia al loro figlio. Ecco, dopo 90 giorni sono state rese note le motivazioni di questa sentenza, che è stata emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova. Io allora vi lascerei al servizio che abbiamo confezionato in redazione. Da Padova ringrazio Federico Cibotto, poi la linea può tornare allo studio. Non c'era premeditazione, ma un atto legato alla gelosia e alla disperazione per la fine del loro rapporto e per la perdita del figlio. Depositata la sentenza che ha portato la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, presieduta dalla giudice Mariella Fino, a condannare il 14 maggio scorso all'ergastolo Andrea Favero, il 41enne ex camionista, che nella notte tra il 28 e il 29 maggio del 2024 gettò dal cavalcavia Giada Zanola, la ex compagna di 33 anni, la mamma di suo figlio, dopo averla drogata. 2 giorni difficili, quelli che hanno portato al gesto, secondo la ricostruzione dei giudici. Dopo un primo litigio nella notte tra il 28 e il 29 maggio, l'aggressione finale che ha portato alla morte della donna lanciata da un cavalcavia lungo la A4 a Vigonza, a pochi chilometri da casa. I giudici hanno escluso l'ipotesi del suicidio. Giada, a cui erano state somministrate benzodiazepine contro la sua volontà, non sarebbe stata in grado di arrampicarsi su quel cavalcavia per poi lanciarsi nel vuoto. Esclusa anche l'ipotesi dell'incidente. La difesa di Andrea Favero aveva accolto la condanna all'ergastolo e annunciato la volontà di presentare ricorso. Grazie molte a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. In questo caso c'è stata una condanna all'ergastolo, ma è troppo tardi quando poi i responsabili di questi femminicidi vengono condannati a ergastoli o a pene molto meno pesanti, con sconti di pena, con permessi premio. È troppo tardi e non si può, come dicevamo prima, intervenire con un ammonimento. Ecco, la misura cautelare nei confronti dell'uomo che ha ucciso Tania Terrin è stato un ammonimento della questura di Venezia. Incredibile ma vero. In regia oggi ci sono Andrea Basso e Tommaso Migotta. Adesso andiamo a San Zenò degli Ezzelini per un altro fatto gravissimo, un fatto che ha portato alla terapia intensiva un ragazzo picchiato con altri amici a Barcellona. Andiamo da Marta Zatta con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te, Marta.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo appunto a Romano Dezzelino perché siamo in compagnia di Anita Pellizzari, che è la zia di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che nella serata di mercoledì è stato brutalmente picchiato da una quindicina di ragazzi di seconda generazione, si presuppone, e si trova ora all'ospedale di Barcellona in terapia intensiva. Noi siamo qui appunto con la zia per sapere come sta Nicola, se ci sono aggiornamenti. Allora, Nicola rimane stabile, ha passato una notte tranquilla, non ci sono novità da questo punto di vista, però è comunque anche un segno positivo. E mi riservo di portare un messaggio da parte della famiglia che chiede di abbassare un pochino la tensione e la mole di eco mediatico, in modo tale da poter vivere, ecco, questo momento di attesa, perché soltanto questo si può fare con maggiore calma, e anche per riuscire a preservare quelli che sono gli amici di Nicola, che sono tornati in Italia, sì, però hanno vissuto anche loro un evento traumatico e hanno bisogno anche loro di avere il tempo di rielaborare quello che hanno passato. Ecco sì, questo quindi è il momento dell'attesa, della speranza che insomma tutto si concluda nel migliore dei modi. Nel frattempo però arriva tutta la solidarietà, tutto l'amore della comunità, infatti per domani è stata organizzata una fiaccolata. Sì, la famiglia di Nicola è sempre stata interessata, insomma Nicola e anche Denis, suo fratello, hanno giocato a rugby e le famiglie dell'Asolo Rugby hanno pensato di organizzare per solidarietà nei confronti della famiglia una fiaccolata domani sera al campo di rugby di Asolo. Grazie davvero ad Anita Pellizzari. Comprendiamo che insomma è un momento davvero difficile, è difficile anche parlare in questi momenti. Noi ora guardiamo il servizio di Lucio Zanato che ricostruisce quella terribile serata anche con le testimonianze dei giovani che erano con Nicola. Inizialmente sembravano anche molto, come si può dire, amichevoli comunque. Dopo una certa hanno scoperto, ci ha chiesto dove eravamo, gli ha detto che eravamo italiani e hanno cambiato comunque il modo di guardarci. Sta emergendo questo movente per l'aggressione di Barcellona ai giovani ventenni asolani Nicola Maggiotto e Giuseppe Siben, con il primo ricoverato all'ospedale della città spagnola in terapia intensiva in coma farmacologico dopo aver subito un forte colpo alla nuca, mentre il secondo è rientrato da poco con un forte trauma allo zigomo sinistro dopo aver ricevuto un pugno in piena faccia. A raccontare l'accaduto Alessandro Beltrame, il più lucido dei tre amici, perché è leggermente più distante dei due aggrediti mercoledì scorso all'uscita di una discoteca. Siamo usciti da questo locale, eravamo in 8, solo che in 5 erano partiti prima per chiamare un taxi. Fuori questa discoteca c'è una gradinata e salendo questa gradinata noi abbiamo incontrato una decina, quindicina di ragazzi all'incirca, adesso non mi ricordo molto bene quanti fossero. Successivamente io sono andato avanti con uno di questi ragazzi e ho lasciato dietro Giuseppe e Nicola. Finché non mi sono girato ho visto Nicola che stava litigando con questi ragazzi. Una circostanza che Giuseppe Siben, ancora dolorante per il pugno ricevuto, racconta così. Nel momento in cui stavo parlando con quest'altro ragazzo, non mi ricordo assolutamente di cosa, le facce, niente, sarà per il trauma penso. Mi sono girato un secondo, mi sono rigirato e Nicola stava facendo una rissa con un ragazzo. È arrivato un ragazzo da dietro e l'ha colpito qui dietro la nuca. Fortissimo, ho visto proprio una gran botta. Con cattiveria insomma. Sì, proprio per far male secondo me, proprio solo per far male, non aveva altro obiettivo. A quel punto hai reagito? A quel punto non ci ho più visto e mi sono buttato per difendere Nicola, ma alla fine sono arrivati in 5-6 anche contro di me e mi hanno buttato a terra e ci hanno preso a calci tutti e due alla fine. Quindi ho pensato, non ha senso che intervengo anch'io, il massimo che ho fatto è stato cercare di fermare la situazione, parlando sempre in inglese, dicevo stop, andate via. E sì, perché ho visto che la situazione stava generando, anche perché ha iniziato a tirargli calci finché erano per terra. A quel punto i giovani aggressori si dileguano nella notte, mentre Alessandro presta i primi soccorsi agli amici. Ho messo subito Nicola in sicurezza, dopo ho visto che Giuseppe mi dava accenni, mi rispondeva e tutto, quindi ho dato più importanza a Nicola. Poi l'arrivo dei soccorsi, il ricovero dei feriti e la raccolta da parte della polizia spagnola delle testimonianze. Mi ricordo che alcuni erano spagnoli e altri erano marocchini, questo mi ricordo. Ora saranno le telecamere di sorveglianza a dare un volto agli aggressori per una vicenda che ha segnato profondamente i protagonisti.
Veramente dice impossibile che ti succeda. Dal vivo, insomma, è tutta un'altra storia, fa veramente paura e impressione. Mi sembra grande da dire, però questa generazione è nata, secondo me. Una vicenda che ha scosso anche tutta la comunità di Casella d'Asolo, che si riunirà in preghiera per Nicola. Mercoledì sera ai campi da rugby di Asolo ci sarà una fiaccolata appunto per Nicola, per unirci tutti insieme e pregare per lui. Ed è stata aperta un'inchiesta per risalire all'identità degli aggressori e per risalire anche al movente di tale brutalità. Nel frattempo i genitori di Nicola, che si trovano in questo momento a Barcellona per assistere il figlio, hanno sporto denuncia. Quindi ora guardiamo il servizio di Daniela Sizia e poi la linea può tornare allo studio. Sono ore cruciali queste sul fronte delle indagini. La polizia spagnola sta passando al settaccio le telecamere di videosorveglianza della zona dove è avvenuto il pestaggio di Nicola Maggiotto e dell'amico. Saranno fondamentali le immagini per chiarire la dinamica e individuare gli aggressori. Non solo, ma si sta scavando per accertare il movente che avrebbe scatenato la furia del branco. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona sta seguendo con la massima attenzione le condizioni di Nicola, mantenendo contatti costanti con la famiglia del giovane, giunta a Barcellona e con la struttura sanitaria che lo ha in cura. Mentre fonti del Ministero degli Esteri sottolineano che la dinamica dell'accaduto non è al momento ancora pienamente chiarita. La famiglia del 21enne ha presentato denuncia alla polizia. Gli investigatori di Barcellona non forniscono informazioni sulla dinamica della rissa, oggetto di segreto istruttorio, né sulla nazionalità delle persone coinvolte per le leggi di protezione della privacy. Nicola rimane in coma farmacologico, accanto a lui i genitori giunti ad Asolo appena saputo quanto accaduto. Un fatto grave che riaccende i riflettori su un'altra tragedia, quella avvenuta nel 2017 sempre a Barcellona. Quella volta fu picchiato ed ucciso Niccolò Ciatti, 22 anni, di Scandicci a Firenze. Ad intervenire il papà della giovane vittima. Quello che è successo a Niccolò ce l'abbiamo sempre davanti e fa pensare che purtroppo c'è sempre tanta violenza assurda tra ragazzi. Mi auguro che Nicola riesca tranquillamente a uscirne e a riprendere la sua vita, ma mi auguro anche che la giustizia spagnola questa volta, rispetto a quello che ha fatto a noi, funzioni in maniera adeguata e corretta. Reazioni su quanto accaduto anche dal mondo politico. Vedremo le indagini che ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarebbe da sorprendersi se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un odio tra paesi europei, tra popolazioni di paesi europei possa essere amplificato, ancora di più triste in un paese come la Spagna, che ormai abbiamo sempre considerato ormai fratelli, cugini, perché stiamo tornando ai nazionalismi, basta vedere insomma i sondaggi, l'AfD in Germania è data al 42% in Sassonia, iniziamo a tornare ad odiarci tra nazioni europee. Se saranno confermate le responsabilità e le motivazioni riportate, rappresenterebbe un fatto gravissimo e inaccettabile, tuona il deputato della Lega Giulio Centenaro, che aggiunge: non possiamo accettare che la violenza diventi normale, non esistono giustificazioni per un'aggressione e nessuno deve avere paura per la propria nazionalità, per le proprie idee o semplicemente per essere se stesso. Grazie al servizio di Daniela Sizia e grazie a Marta Zatt e a Nicoletta Rizzetto per il collegamento da Romano Dezzelino. Adesso andiamo a Pordenone, dove in carcere un giovane detenuto ha dato alle fiamme il materasso ed ha perso la vita. Andiamo da Esmeralda Dalla Longa. A te, Esmeralda. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche a tutti i telespettatori. Ci troviamo, come vedete dalle immagini, proprio all'esterno del carcere di Pordenone. Quella che vedete dalle immagini è la finestra della stanza dove il ragazzo ha appiccato il rogo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane 19enne di origini egiziane avrebbe appiccato volontariamente il fuoco al materasso della propria cella, al primo piano della struttura. Il ragazzo avrebbe prima
prima però barricato l'ingresso spingendo una sedia contro la porta per ostacolare i soccorsi, per poi dare inizio al rogo. Una dinamica dei fatti che farebbe presupporre a un gesto voluto. Sulla dinamica però ora sta lavorando la procura insieme alle autorità competenti, che cercheranno di fare piena luce sulle esatte dinamiche e sulle motivazioni di questo gesto e la natura, da cosa è stato scaturito. E è stato immediato l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, che sono riusciti a spegnere le fiamme utilizzando degli estintori, e poi immediatamente sono giunti sul posto 3 mezzi di vigili del fuoco. Il primo piano del carcere è stato tutto evacuato, e poi, quando sono finiti i soccorsi intorno alle 2:30, poiché il fatto è accaduto alle 23, tutti i detenuti sono rientrati nelle loro celle. Oltre a questo tragico decesso ci sono stati altri 2 detenuti intossicati sempre nello stesso piano, che sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118, però non sono in pericolo di vita. Il 19enne egiziano, che ha perso tragicamente la vita, inoltre era stato arrestato di recente, più precisamente il 30 luglio, per una maxi rissa avvenuta nei pressi della stazione di Pordenone, insieme ad altri 15 ragazzi, più o meno tutti della stessa età. Era stata una maxi rissa con l'ausilio anche di bastoni, quindi era stato arrestato recentemente, era noto alle forze dell'ordine comunque già da tempo, aveva pure preso il foglio di via da Pordenone. Sulla dinamica sta lavorando la procura insieme alle autorità competenti per fare luce sull'esatta dinamica dei fatti e su quanto accaduto. Per il momento da Pordenone è tutto, ricedo la linea allo studio. Grazie molte a Esmeralda Dalla Longa. Credo che l'operatore fosse Michele Zanette, ma può darsi è lui, Michele Zanette. Il giallo di Fara Vicentino sarà una giornata importante mercoledì, perché ci sarà l'autopsia sul corpo dei coniugi Simonato, un esame autoptico che dovrebbe consentire di stabilire le vere cause della morte, che per ora sono ancora misteriose. Sarà mercoledì 19 agosto l'autopsia sui corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e Gianna Cunico, 66 anni, i coniugi ritrovati morti all'interno della loro abitazione in via Stadio, a Fara Vicentino. Un giorno decisivo per capire cosa sia realmente accaduto alla coppia. A lasciare attoniti non solo le circostanze della morte, ma soprattutto la posizione dei corpi al momento del ritrovamento. Lei sull'uscio all'ingresso e lui in bagno, entrambi parzialmente svestiti e già in avanzato stato di decomposizione, ma senza segni di violenza. I vicini, ovvero i fratelli di Lanfranco, non avevano notato nulla di particolare nei giorni precedenti alla tragica scoperta, ma stando alle prime testimonianze, i rapporti tra Lanfranco e i fratelli di lui si erano ormai raffreddati, si parlavano molto poco. Da 3 mesi la figlia della coppia era andata via di casa, e a dare l'allarme sarebbe stata la sorella di Gianna, che non riusciva più a contattarli. L'esame autoptico dovrebbe finalmente fare luce sulle vere cause del decesso. Servizio di Nancy Galdi della nostra redazione di Bassano, ci sarebbe la diffusione di alcuni video in rete alla base della violenta aggressione di una 12enne di Vigonza per mano di 2 coetanei. Siamo in un caso di bullismo, stanno indagando i carabinieri. È stata picchiata mentre tornava a casa sua a Vigonza dopo essere uscita per incontrare alcune amiche. Vittima della violenza una giovane di soli 12 anni, finita al pronto soccorso di Padova dopo un'aggressione che sarebbe stata compiuta da una compagna di scuola assieme ad un'altra coetanea. La 12enne, dopo aver salutato le 2 ragazze incontrate casualmente per strada, sarebbe stata afferrata per i capelli e colpita al volto, finendo per perdere i sensi. Una volta a terra sarebbe stata raggiunta da calci e altri colpi. L'intera scena sarebbe stata filmata dall'amica della baby bulla che era con lei. A scatenare la terribile violenza, alcuni video postati sui social. Ci sono 2 aspetti di questa vicenda che ci lasciano veramente senza parole. Innanzitutto l'uso della violenza ingiustificata e che poi ha portato
una ragazzina a avere dei giorni di prognosi e quindi dei problemi fisici, ma soprattutto l'atto di violenza che deriva da un conflitto collegato a dei video, a delle immagini che circolavano in rete, quindi abbiamo un vero e proprio caso di cyberbullismo. Come se non bastasse, la vittima sarebbe stata anche minacciata se avesse raccontato quanto accaduto. Sotto shock, la 12enne è stata portata all'ospedale dai genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Un grave episodio che il sindaco Boscaro condanna fermamente, ma che allo stesso tempo non fermerà il lavoro dell'amministrazione su questo fronte. Continueremo come comune a investire nella formazione per rendere sempre più rari questi episodi che comunque richiedono il supporto e la presenza importante delle famiglie, perché dei ragazzini di 12-13 anni non hanno ancora la maturità e gli strumenti per poter gestire autonomamente i social media, e quindi noi abbiamo sempre aderito ai progetti di legge, alle proposte che sono arrivati anche dal Presidente del Veneto per vietare i social sotto una certa età, o ai 14 o ai 16 anni addirittura. Così l'avvocato Gianmaria Boscaro, che è il sindaco di Vigonza. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto, sempre di violenza si tratta, Miss Città Murata, la manifestazione curata da Eleonora Sorato, la seconda classificata vittima di stalking, denunciate sempre. La 25enne di Conegliano ha scelto il palco del concorso di bellezza per denunciare: ho ricevuto insulti, minacce, contatti fisici aggressivi, ma ne sono uscita facendomi aiutare, sempre nella speranza che queste donne poi vengano effettivamente protette dopo le denunce. Vediamo a Trieste una tentata rapina a colpi di bottigliate in testa, è accaduto in Piazza della Libertà, nel cuore di Trieste. Il responsabile, un giovane egiziano, è stato arrestato dai carabinieri. Preso a bottigliate in testa per derubarlo della borsa. La violenta tentata rapina è andata in scena attorno alle 4:30 in piena notte all'ingresso della stazione centrale in Piazza Libertà. L'immediata allerta al 112 ha permesso ai carabinieri della stazione di via Ermet di intervenire in modo tempestivo, trovando il minorenne egiziano, autore del gesto, ancora in piazza. Il giovane, che ha dato in escandescenza all'arrivo della pattuglia, è stato ammanettato sul posto e portato in caserma per l'interrogatorio prima dell'arresto. Per lui si sono aperte le porte del carcere del Coroneo. La vittima del gesto, un 53enne triestino che stava uscendo dalla stazione, è stata soccorsa dai sanitari del 118. L'uomo, medicato sul posto per le ferite riportate, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni di salute fortunatamente non destano preoccupazione. Va sottolineato come il fatto sia accaduto ancora una volta in Piazza Libertà, teatro ripetuto di violenze, accoltellamenti e risse, solitamente sempre accadute fra cittadini stranieri che molto spesso, per i motivi più svariati, da questioni etniche allo spaccio, se le danno di santa ragione. Stavolta invece è accaduto esattamente ciò che temevano in molti. La violenza è stata diretta nei confronti di un triestino che stava rientrando a casa e solo grazie alla sua buona stella non ha riportato conseguenze più gravi. Va rimarcata anche la celerità e la prontezza di intervento degli uomini dell'Arma, che ha assicurato alla giustizia il responsabile. Servizio di Marco Stabile, restiamo in Friuli Venezia Giulia perché c'è stata una violenta lite in una famiglia a Budoia e 2 carabinieri che erano intervenuti sono stati aggrediti a pugni e feriti da un uomo che poi è stato arrestato in flagranza di reato. Vediamo. Un intervento per sedare una violenta lite in famiglia si è trasformato in un'aggressione brutale ai danni delle forze dell'ordine a Budoia, nella frazione di Santa Lucia. Nei guai è finito un uomo italiano di un'età compresa tra i 65 e i 70 anni, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Fontana Fredda, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Tutto è iniziato con una chiamata d'emergenza al 112 per un violento diverbio tra marito e moglie che stava pericolosamente degenerando all'interno delle mura domestiche. Giunti sul posto per riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori, i militari sono stati immediatamente presi di mira dall'uomo. In uno stato di forte agitazione l'aggressore si è scagliato contro la pattuglia a mani nude, una furia irrazionale culminata in una sequenza di colpi e in un pugno in pieno volto sferrato al naso di uno dei due militari. Per contenere l'uomo e riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario anche l'intervento del personale sanitario del 118. Entrambi i carabinieri sono stati costretti ad affidarsi alle cure dei medici dell'ospedale. Ad averla peggio è stato il militare colpito al volto che ha riportato una prognosi di 9 giorni, mentre per il collega i sanitari hanno stilato una prognosi di 2 giorni per le contusioni riportate durante la colluttazione. I 2 carabinieri feriti sono assistiti dall'avvocato Laura Presot. Ieri pomeriggio nel Bellunese, nel Trevigiano, una violenta ondata di maltempo, ad Arsiè una tromba d'aria che ha danneggiato una chiesa. Andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi e dal nostro operatore Stefano Bozzi. A te Fabio. Grazie direttore. Stefano sta proprio inquadrando in questo momento il tetto divelto nella frazione di Incino della chiesa, appunto in comune di Arsiè. Siamo qui con il sindaco, un evento meteorologico davvero ristretto che per fortuna ha colpito soltanto la chiesa, le case circostanti hanno avuto danni limitati a qualche tegola, rovesciamento ovviamente di cose nei giardini, ma guardate per terra il tetto che queste notti i vigili del fuoco e operatori dell'Enel hanno fatto cadere perché era rimasto sopra, sospeso dai cavi della luce. Non so se Stefano li stia facendo vedere, si era appoggiato sopra e hanno dovuto tagliarli per poterlo fare cadere a terra e poi ripristinare la luce. Ci sono volute dalle 6 praticamente fino alle 23 per poter ridare la luce a questa appunto frazione di Incino. Sindaco, tanta paura tra gli abitanti, per fortuna nessun ferito e ripetiamo danni soltanto alla chiesa. Sì, per fortuna non ci sono stati dei feriti, non c'è stata soltanto paura e questo è stato un evento così improvviso e devo anche ringraziare la prontezza dei vigili del fuoco e anche gli operatori dell'Enel e la protezione civile che sono intervenuti immediatamente. Cerchiamo di spiegare cosa è successo, cosa hanno raccontato le persone che erano qui. Le persone hanno sentito un rumore improvviso e poi improvvisamente è andata via la luce, quindi una sensazione di panico molto intensa. E una copertura che dicevamo forse risale agli anni 50. Sì, penso sia una copertura degli anni 50, una settantina d'anni fa, una copertura in lamiera che purtroppo è caduta e si è divelta dalla struttura del tetto. Tetto in legno che si vede nella parte superstite, che per fortuna non ha avuto danni o non grandi danni. Non ci sono danni strutturali da questo punto di vista, adesso c'è un'impresa che metterà in sicurezza tutta l'opera e quindi pensiamo che si possa risolvere non con tanta spesa. Mentre appunto la lamiera finita a terra, come si vede ce n'è una parte rovesciata sopra il tetto e una parte appunto che è stata fatta appoggiare a terra da parte dei vigili del fuoco. Parliamo di quintali di lamiera. Sì, quintali di lamiera che devono essere tolti, quindi l'impresa dovrà provvedere a togliere tutta questa lamiera perché è anche tra l'altro sulla proprietà privata e quindi dovremo farla sgombrare in questi giorni. Un evento straordinario anche per Incino, dove il vento non è una novità, ma un effetto di questo genere non si era mai visto. Sì, l'Incino è una frazione molto ventosa da questo punto di vista, però un vento così non è la prima volta che lo vediamo in tanti anni. Anche perché lei appunto conosce Arsiè da quanti anni? È dal 92 come amministratore, quindi sono un po' di anni che amministro, quindi la conosco abbastanza. Questa è la storia appunto che abbiamo raccontato da Incino, un paese in una città turistica come appunto Arsiè, proprio nel pieno della stagione turistica, con un paese che passa da 2.200 abitanti a quasi 10.000 e che ha vissuto un pomeriggio di paura. Per fortuna possiamo dire in un certo senso una paura a lieto fine, perché non ci sono feriti e i danni alle case sono davvero limitati. Da Incino, Arsiè, Belluno è tutto lì nello studio. Grazie molte a Fabio Fioravanzi e a Stefano Bozzi, i nostri inviati
ad Arsier. Andiamo avanti ancora parlando in qualche modo di cambiamenti climatici. Quello che è successo ad Incino è la conseguenza di un caldo tropicale. Nel momento in cui si infiltra dell'aria più fredda ci sono questi nubifragi. Ieri appunto Trevigiano e Bellunese colpiti da intense precipitazioni, da fulmini, anche dalla tromba d'aria che avete appena visto. E un'altra conseguenza di questi cambiamenti climatici è che c'è l'assalto alle montagne, cioè le montagne del Veneto sono state hanno registrato delle presenze record in questi giorni, ma non soltanto in Veneto. Molti vanno in montagna proprio per cercare di evitare questo caldo soffocante. È successo anche ad Asiago, dove sono arrivati tantissimi turisti. Siamo andati a sentire proprio cosa pensano i turisti in vacanza di questa situazione. Sentiamo. Di Asiago mi piace tutto. Sono tanti anni, 40 anni che vengo a Asiago. È stupenda. Il centro sicuramente, anche perché sta crescendo sempre di più. Mi piace tutto. È una risposta molto diffusa, le devo dire. Ecco, no, per due motivi, perché è vero e perché è semplice, stringata, concisa. Le attività che fanno, che sono molteplici, e attirano un sacco di gente e qualche volta si mangia anche bene. La temperatura, decisamente invidiabile, non smetterò mai di venire. Beh, diciamo che il paesaggio è favoloso e dopo diciamo l'ambiente caldo, fresco. Il formaggio. È un'ottima risposta questa. I percorsi che ci sono per camminare, per divertirsi, per le famiglie, anche per i bambini, i vari rifugi, malghe. È come arrivare in paradiso, in 2 ore siamo qua, si sta molto bene, si mangia bene, le persone sono normali, tranquille, c'è un ottimo clima. Il fresco, ci si rilassa veramente tantissimo. Dopo che si è lavorato tutta la settimana, venire qui insomma è un toccasana. Lo shopping, tranne che mancherebbe una profumeria. E non solo una profumeria più economica, come ha sottolineato la nostra giovane intervistata. Per quanto bella sia la città, e lo avete sentito anche voi, è un'opinione molto condivisa, qualcosina di negativo ce l'hanno fatto notare, o meglio, alcuni aspetti che secondo loro si potrebbero migliorare. Il traffico, la viabilità, il costo e tutto il resto. Migliorare qualcosa? Forse riaprirei qualche bella boutique. Dovrebbero migliorare la circolazione del traffico, fare una circonvallazione. Tutto bello per quello, solo che le strade che sono tutte rotte, marciapiedi, quelle robe lì. D'inverno, anche venendo giù da Gaglio, uno deve venire per forza in macchina a Asiago. E i parcheggi. Ma forse finire i lavori? Questo direi. Magari abbassare un po' i prezzi. Per quanto siano gentili, tutti disponibili, però non c'è lo spazio sufficiente, troppa gente. Migliorare qualcosa, magari la viabilità, il traffico. Interviste da parte di Nancy Galdi. E adesso vediamo anche al mare, perché in montagna grande affollamento e anche tra l'altro ripercussioni sul mercato immobiliare. Le case che sono state acquistate una decina d'anni fa oggi valgono il doppio in generale nella montagna, perché c'è una richiesta davvero record di appartamenti in vendita e anche di affitti. Vediamo al mare, dove non è che manchino i turisti ovviamente. Qui siamo a Cavallino, Treporti, boom di presenza. Qualche segno positivo in più, con la preferenza per un ambiente incontaminato ma curato, per la nostra spiaggia che degrada lentamente con le dune, ma anche con servizi d'accoglienza di vera eccellenza. Il turismo all'aria aperta a Cavallino Treporti non conosce confini, si allunga ben oltre luglio e agosto, confermando i dati diffusi dal comune da Assocamping. Tra il 2015 e il 2025 le presenze complessive sul litorale
litorale sono cresciute del 10,78%, ma il dato più rilevante fotografa l'esplosione della media nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, saliti del 44%. Quindi la soddisfazione è che gli investimenti che ci sono stati nel corso degli anni stanno producendo degli effetti molto buoni. Le spiagge quindi sono veramente molto gettonate. La marcia trionfale del comparto open air trova conferma nei dati raccolti tra aprile e luglio, sempre 2026, periodo in cui l'occupazione media si è attestata al 69%, trainata da un solido 90% registrato nel solo mese di luglio. Il motore principale del mercato si conferma la Germania, che da sola raccoglie oltre il 60% delle prenotazioni totali. Un aspetto importante di agosto è che c'è la manifestazione più importante di tutta l'estate, che è il Beach on Fire. Quest'anno l'appuntamento è il 29 agosto alle 10:30 su tutta la spiaggia di Cavallino Treporti, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo. E le ondate di maltempo, abbiamo visto prima cosa è successo ad Arsia, una chiesa scoperchiata, a volte vedono la soddisfazione per esempio degli agricoltori che avevano parlato di una vendemmia anticipata e che grazie alle precipitazioni di ieri sperano in un aumento del peso dei grappoli e una vendemmia che si possa svolgere secondo i termini previsti. Vediamo. La pioggia sta fermando le vendemmie anticipate. La notizia arriva dalle colline, dove l'arsura di questa settimana ha di fatto alleggerito i grappoli, o come si dice in gergo, l'uva non ha peso e quindi valore economico, che vale per tutte le varietà, ma in particolare per la glera, scambiata a peso tra produttori e cantine, che determina il guadagno di un'intera annata di lavoro in vigna. La situazione risulta difficile per tutti, sia per uve a bacca bianca che nera, peraltro queste ultime già in difficoltà da tempo su tutti i mercati. Chi soffre naturalmente sono i vini rossi. Oggi purtroppo i vini rossi, che erano la nostra bandiera negli anni del dopoguerra, oggi naturalmente soffrono e questo impone una forte riflessione. In attesa di prodotti semi o totalmente dealcolati da uno stabilimento sorto da poco a Signoressa e tra i più innovativi d'Europa, alcuni produttori stanno invece contando paradossalmente su questo calo di peso delle uve nere, che significa minor stoccaggio in cantine con cisterne peraltro ancora piene. Chi invece per indice di acidità e maturazione comunque sta procedendo alla vendemmia sono i produttori di Pinot Grigio, una varietà che lo stesso presidente Guidolin giudica molto interessante come alternativa economica al Prosecco. Il Pinot Grigio è un altro prodotto molto interessante, il Pinot Grigio DOC delle Venezie, che sta dando naturalmente delle performance positive, naturalmente non tutti gli anni sono uguali e abbiamo una situazione tranquilla dove pensiamo a una produzione a norma di disciplinare, senza naturalmente stravolgimenti e anche con curve di maturazione interessanti. Chiudendo invece proprio col Prosecco, in attesa di vendemmie più di peso, dal consorzio della DOC l'annuncio dell'avvio dell'iter per l'autorizzazione ad una linea di vendita a basso tenore alcolico. Abbiamo già inviato al Ministero la modifica del disciplinare sul low alcol, cioè una diminuzione di 2 gradi alcolici, naturalmente e ovviamente zuccherini in vasca, per avere un prodotto che si baserà fra i 8 gradi e mezzo, 9 gradi e mezzo in bottiglia. Quindi piogge provvidenziali come in questo servizio di Lucio Zanatto, ma anche tanta siccità e conseguenti incendi. C'è la Carnia in fiamme e vediamo da Omar Costantini le ultime notizie su un'azione di terra da parte delle squadre presenti per fronteggiare l'incendio in corso sul monte Amariana e siamo in provincia di Udine. Siamo ancora qui al campo base del Monte Amariana in comune di Amaro con Patrick Candido, che è il direttore delle operazioni di spegnimento per quanto riguarda il corpo forestale del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo fare un po' il punto con lei della situazione perché vediamo le fiamme che sono sul pezzo finale della montagna, però lei da parte tecnica ci può fare un po' riassunto per quanto riguarda poi anche gli interventi da terra. Sì, allora la mattinata di oggi ha visto una situazione diversa da quelle precedenti.
avevamo una situazione, diciamo, le temperature erano più basse, il fumo non ha impedito come l'altra mattina ai velivoli di operare, e quindi siamo riusciti a fare un buon lavoro di mantenimento del lavoro fatto ieri, cioè di contenere il fronte di fiamma nel medio versante ed evitare le riprese nella parte bassa. Per quanto riguarda invece le squadre di terra? Le squadre di terra abbiamo uomini del Corpo Forestale distribuiti nei punti critici che lavorano insieme ai volontari della Protezione Civile attivati dalla sala operativa. Abbiamo l'unità dei Vigili del Fuoco a valle con i suoi uomini che praticamente presidiano tutta l'interfaccia della parte bassa nella zona di pista e bus. È stato mantenuto un presidio notturno da parte dei Vigili del Fuoco e siamo a supporto anche loro con lanci mirati qualora si evidenziassero delle criticità. Questa è una fase, diciamo, delicata della giornata perché abbiamo come dicevo delle potenziali riprese. Le condizioni adesso sono favorevoli alle riprese perché siamo esposti a sud, abbiamo diciamo, la brezza che potenzialmente è in condizioni di alimentare le riprese. Quindi si tratta di mantenere il fronte, noi abbiamo un ancoraggio obiettivo di perimetro accettabile che dobbiamo cercare di mantenere per evitare che poi sia messo a rischio tutta la parte di bosco che continua, che adesso non è visibile da questa angolazione. Basta che dire buon lavoro nella speranza che arrivi la pioggia. Ce la mettiamo tutta. Grazie al nostro inviato Omar Costantini e vediamo a Miane, tornando in Veneto, un altro incendio che è stato finalmente domato grazie anche alla pioggia che è caduta ieri, con il sindaco che tira un sospiro di sollievo. Eravamo ormai stanchi, ieri diciamo, è andato avanti tutto il giorno l'elicottero, il pomeriggio ne è arrivato anche un altro. Uno pescava dal bacino antincendio di Malgamont, l'altro invece pescava da qui, dalla base di Miane. E ieri sera sembrava spento come le altre sere, però di fatto non abbiamo abbassato la guardia. Ciò che ci ha fatto sperare ieri sera poi è stato quel temporale che non avrà fatto tanta acqua, ma è quella che è bastata. E stamattina abbiamo fatto un giro di ricognizione per essere sicuri. Tira un sospiro di sollievo il sindaco e tutta la comunità che si è impegnata durante l'emergenza legata all'incendio che la scorsa settimana ha interessato il territorio di Miane. Dopo un'ultima ricognizione aerea e un'attenta verifica sul posto, effettuata anche con un drone dotato di termocamera, è stato possibile confermare lo spegnimento dell'incendio. Ora bisognerà calcolare i danni e le cause. Per ora la conta dice che sono bruciati tra i 12 e i 15 ettari, con particolari danni al sottobosco. Il report finale spetterà ai carabinieri forestali, ma il sindaco pensa anche di coinvolgere la popolazione in autunno per spiegare le operazioni e ringraziare tutti quelli che si sono messi a disposizione. A partire da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, i servizi forestali, i Vigili del Fuoco, la Proloco di Miane, Miane Sport, il Comitato San Rocco. Qui un'intera comunità si è stretta intorno all'emergenza. C'è stata tantissima solidarietà. La Proloco di Miane, per esempio, ci forniva i pasti a mezzogiorno, ci supportava appunto con i panini e con quant'altro. L'associazione sportiva ASD Miane Sport ha fornito tutta la parte dell'acqua e altro supporto. Si è proposta anche il Comitato di San Rocco. Poi ci sono state anche varie persone che si sono date da fare e hanno detto guarda se hai bisogno sono qua, le abbiamo chiamate tutte per darci una mano perché c'era sempre qualcosa da fare, sempre, anche le minime cose e devo dire le persone di Miane hanno risposto veramente bene. Servizio di Elena dal forno e vediamo anche l'incendio pauroso ad Altavilla Vicentina nei comuni circostanti con appunto paura per questo incendio che è scoppiato in un'azienda di fodere per auto, una densa nube di fumo che si è sparsa in tutta la zona, i cittadini sono stati invitati a chiudere le finestre, i pompieri hanno lavorato tutta la notte, per noi sul posto ci sono Daniele Garbin e l'operatore Simone Squarcina. A te Daniele.
Alta Villa Vicentina, via Lago Maggiore, alle nostre spalle la Texicar, l'azienda che ha subito un spaventoso incendio ieri, fortunatamente diciamo subito senza vittime o persone coinvolte. Con me il sindaco Rossella Zatton, buongiorno. Buongiorno. Ecco, è stata una cosa comunque veramente impegnativa per i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte, 4 ore di intervento almeno intensivo perché l'incendio ha ripreso più volte. La preoccupazione è soprattutto per il fumo nero che è stato visibile a chilometri di distanza anche nei comuni circostanti, quindi la preoccupazione dei cittadini era anche quella per l'aria. Ecco, ci facciamo dire proprio l'aggiornamento in diretta, innanzitutto che preoccupazioni ci sono? Allora, le preoccupazioni ci sono state nel momento in cui c'è stata la divampazione dell'incendio con il fumo che andava proprio verso Montecchio e verso Brendola. Naturalmente ARPAV e ero qui anch'io, abbiamo avvisato i sindaci che dicessero appunto ai cittadini di chiudere le finestre, quantomeno. Questa mattina comunque finalmente il fuoco è stato arginato, è stato più o meno verso mezzanotte, l'una era già un po' sotto controllo, hanno dovuto intervenire comunque con acqua e anche schiume e tuttora fuma, quindi probabilmente dovranno intervenire con qualcosa di più forte perché purtroppo la tappezzeria ha dato il meglio di sé in questo caso. Ecco, diciamo subito che è un'azienda storica nella zona, produce tessuti per veicoli e mezzi in generale. L'origine dell'incendio è ancora al vaglio delle forze dell'ordine e tecnici che stanno facendo indagini, però qualche indiscrezione è arrivata. Sì, allora sembrerebbe che fosse una carica di una batteria a litio, di un caricatore, non so se di un abitatore o di qualcosa di simile, per cui da lì è partito e da lì si è divampato, insomma, quindi è stata un po' una sorpresa anche per loro che non si aspettavano che prendesse piede così. Purtroppo, ripeto, c'era tanta tappezzeria e c'era tappezzeria anche sopra, che c'era la chiesa pentecostale, quindi lì ha dato una bella fiammata. Abbiamo capito che i danni comunque sono molto ingenti, al momento è difficile anche fare solo dare un'ipotesi oppure riuscite a avere qualche ipotesi? Io vorrei intanto rassicurare sul fatto che l'aria al momento non ci sono più problemi, le acque lo stesso, stiamo facendo delle verifiche sui materiali che sono bruciati proprio per essere tranquilli, nel tardo pomeriggio avremo delle risposte ulteriori e comunque l'edificio verrà dichiarato inagibile fin tanto che non produrranno i dovuti accertamenti per dire che poi in effetti possono rientrare, quindi dovranno prendere comunque un ingegnere che verifichi lo stato dell'edificio. Grazie Andrea Garbin e a Simone Squarcina, Daniele Garbin e Simone Squarcina. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Tommaso Migot. In diretta con Focus TG, vediamo il titolo di apertura dell'Arena, il quotidiano di Verona, accoltellato con 3 fendenti all'ex centrale del latte, ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di un cittadino straniero, sembra un cingalese. E poi l'altra notizia sempre dall'Arena, vediamo la contessa Rizzardi, rapinata nella notte, svegliata e minacciata col coltello, bottino di quasi 60.000 euro e non c'è giorno senza che si debba darvi conto di furti nelle abitazioni. Vediamo nel Bassanese, stavolta è toccato a via Mottinella e a strada del Confine. Dopo aver colpito a Romano Dezzelino e Pianezze, ora i ladri si scatenano fra Tezze sul Brenta e Rossano Veneto. Domenica sera i soliti ignoti hanno preso di mira 2 villette di via Mottinello nel tratto di Tezze, approfittando dell'assenza temporanea dei padroni di casa che erano usciti per prendere un po' di fresco. Se ne sono accorti i vicini che hanno chiamato i derubati al telefono per dare loro l'allarme. Quando in via Mottinello sono arrivati i proprietari delle villette, i carabinieri, però, i ladri si erano già dileguati nelle campagne a ridosso del quartiere. In una delle 2 abitazioni sono stati rubati gli ori di famiglia, ma quel che accomuna i 2 colpi è la violenza con cui mobilio, cassetti, armadi, tutto quello che poteva contenere preziosi o denaro sono stati devastati dai visitatori, i quali, evidentemente non contenti del bottino, hanno saccheggiato un'abitazione anche in via Strada del Confine a Rossano, a 200 metri in linea d'aria dalle villette di Mottinello.
Pure in questo caso i ladri sono entrati in casa devastando e saccheggiando fino a quando hanno trovato quel che cercavano. Ora tutta la Pedemontana ha paura perché la dinamica di queste razzie è tipicamente invernale e ricalca i furti sotto Natale, di ottobre, di novembre, con una banda quasi certamente molto strutturata e organizzata e in grado di infilare più colpi nel corso di una sera. Servizio di Ferdinando Garavello, andiamo anche a Treviso, 20.000 euro ai vari preziosi in via Stangade, il bottino dei ladri, complici le abitazioni vuote per il Ferragosto, sono arrivate segnalazioni anche da viale Luttazzi e poi un furto e un tentato furto di prodotti in un supermercato a Conegliano. Ferragosto di furti in città, tra messi a segno e tentati. Stavolta a farne le spese è stato il centro città. I ladri sono entrati, dopo aver forzato la porta d'ingresso, in un'abitazione di via Stangade, vicino a Santa Caterina e piazza Matteotti. Una zona particolarmente abbandonata durante queste ferie che ha evidentemente favorito i malviventi che avrebbero messo a segno i colpi in abitazione dove i proprietari erano assenti. Ingente il bottino in una di queste case dove sarebbe stata forzata la cassaforte. La stima è ancora in corso, ma si parla di 20.000 euro in contanti e numerosi oggetti preziosi portati via nottetempo. Dopo la segnalazione è stato immediato l'intervento degli agenti della Questura di Treviso che hanno avviato le indagini per risalire i responsabili. Non si esclude che la stessa banda si sia introdotta in almeno altre 3 abitazioni, sempre nella zona, riuscendo a trafugare denaro e preziosi. Anche in questo caso le indagini sono affidate alle volanti della Questura trevigiana. E furti anche in un supermercato a Conegliano, dove si sono verificati un tentato furto e un furto di prodotti. Il primo, avvenuto nel pomeriggio, è stato sventato dal direttore del punto vendita. Mentre stava girando nel negozio ha visto 2 persone sospette maneggiare del cibo, per poi nasconderlo all'interno di uno zaino. Il direttore ha intimato loro di lasciare la merce e così queste persone se ne sono andate. Furto invece è andato a segno più tardi, quando una persona ha rubato della merce e, scoperto sempre dal direttore, è fuggito, uscendo da una porta di sicurezza, portando con sé la rifurtiva. Il direttore è corso dietro al ladro, ma quest'ultimo è riuscito a dileguarsi. Sul posto e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, immediatamente allertati dal personale. Servizio di Elena dal Forno e vediamo l'assalto a una pasticceria, un assalto portato da donne con anche gruppi di bambini, un gruppo di 15 persone complessivamente, hanno rubato bibite e profumi mentre il locale era aperto. Chiara Gaiani. Noi siamo tanto demotivate perché già il lavoro è quello che è e sinceramente pensare che ci priviamo di fare magari un Ferragosto con gli amici o in famiglia per poi al di là di tutto è andata anche bene. Cioè quello che a me più che altro mi preoccupa è che potevano anche farle del male. Se qualcuno ha visto qualcosa che parlasse. Cerca testimoni, immagini, video. È l'appello disperato di Angela Di Maggio che da un anno gestisce questa caffetteria di San Giorgio in Brenta a Fontaniva. Il furto nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Al bancone c'era una giovane dipendente che stava servendo un caffè a una donna entrata pochi minuti prima con un bambino, una vedetta forse, e si è ritrovata una quindicina di persone, 2 o 3 donne adulte e tanti bambini, sembra si trattasse di nomadi, che in pochi attimi hanno rubato bibite, birre e alcuni profumatori. Inutili le sue grida con la richiesta che la merce venisse pagata. Un episodio che Angela Di Maggio ha raccontato sui social e denunciato ai carabinieri, una zona tranquilla che da qualche tempo non lo è più tanto da farle venire voglia di chiudere tutto. Sono impegnati nelle indagini anche gli agenti della polizia locale che hanno individuato una trentina di fotogrammi con furgoni e auto compatibili con quelli descritti. Intanto restano l'amarezza e il danno, circa 250 euro. L'amarezza di Manuel Bortuzzo, un grande campione, un nuotatore trevigiano che per uno scambio di persona fu ferito con colpi di pistola e perse l'uso delle gambe. E, durante un viaggio la sua carrozzina è stata distrutta proprio durante questo viaggio di ritorno dall'Africa e Bortuzzo ovviamente si sfoga sui social chiedendo che la compagnia aerea lo risarcisca.
Sono le nostre gambe, la nostra libertà. È lo sfogo del nuotatore paralimpico triestino ma trevigiano d'adozione Manuel Bortuzzo, che sui social denuncia quanto accaduto al rientro a Fiumicino da una vacanza in Africa con la fidanzata Serena Padovano. La carrozzina del campione paralimpico, imbarcata nella stiva dell'aereo, gli è stata riconsegnata danneggiata e inutilizzabile. Bortuzzo ha mostrato le condizioni della sedia a rotelle prima nelle storie e poi in un post sui social, spiegando di aver ricevuto numerose segnalazioni da persone con disabilità alle quali sarebbe accaduto lo stesso. Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità, scrive, chiedendosi cosa sarebbe successo se la carrozzina fosse stata distrutta all'andata, lasciandolo senza autonomia per tutta la vacanza. Bortuzzo sottolinea poi di essere un ragazzo fortunato perché può contare su un'altra carrozzina, ma chiede che l'episodio non passi inosservato. Per chi non ha alternative, dice, un danno del genere significa perdere improvvisamente la propria autonomia. Ricordiamo che l'atleta era rimasto vittima di una drammatica sparatoria la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma, nel quartiere dell'Axa. Il giovane nuotatore era stato colpito da un proiettile vagante a causa di uno scambio di persona, riportando una lesione spinale profonda che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Servizio di Arena dal Forno e andiamo a Pederobba, che è in lutto per l'improvvisa scomparsa del suo parroco Don Lino Bertollo, che è vittima di un incidente stradale sulla Feltrina. Originario di Casoni di Mussolente, era stato parroco anche nelle province di Padova e Ascorzè nel veneziano, di cui è sindaco Giovanni Battista Mestriner. Vediamo il servizio. Siamo distrutti perché... È andato meglio, ho perso 2 fratelli. 2? È il papà della ragazza là a gennaio e adesso lui. Tutti e 2 più o meno problemi cardiaci, sì, siamo molto scossi. Sì. Don Lino era buono, aveva tanti progetti, era amato e amava. Ecco. La commozione del fratello Fulvio, arrivato con la moglie Ivana alla chiesa di Santa Maria Immacolata e San Zenone di Onigo, rispecchia il cordoglio di tutta la comunità di Spresiano per l'improvvisa scomparsa di Don Lino Bertollo. Non dico niente perché se no mi viene da piangere. Originario di Casoni di Mussolente, Don Lino ha perso la vita uscendo di strada mentre percorreva in auto la Feltrina tra le province di Treviso e Belluno, probabilmente a causa di un malore. Aveva 66 anni. Il suo segreto, secondo me, era che riusciva ad essere un amico di tutti. Il sorriso, la pacca sulla spalla, la battuta pronta, era di una simpatia unica e con questo conquistava anche i nostri giovani. Prima di arrivare a Pederobba e Onigo, Don Lino era stato parroco nel Padovano e nel Veneziano, ad Abbazia a Pisani, in comune di Villa del Conte e quindi a Scorzè, prima a Peseggia, poi a Gardigiano. Io insistevo tanto con lui che si prendesse qualche giorno di vacanza, però da quando è arrivato qua è sempre stato instancabile, ha fatto campi scuola con noi ragazzi e quindi ogni tanto ci scherzavo, gli dicevo dai, vai 2 o 3 giorni in montagna, perché alla fine i preti sono di tutti ma sono di nessuno e quindi sì, e lui mi aveva appena promesso poco prima di morire che sarebbe andato prossima settimana qualche giorno in vacanza. Federico Dalbello è un giovane consigliere comunale di Pederobba impegnato anche con l'Azione Cattolica Ragazzi e lui a portare la fotografia di Don Lino davanti all'altare della chiesa di Onigo, dove alle 10 di giovedì si celebreranno i funerali. L'ultimo saluto a un parroco che era una presenza fondamentale per la comunità. Oggi la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Era sempre presente, lui non tralasciava nulla e nessuno. E in tanti ci chiedevamo dove trovasse la forza per andare avanti, però era lui la chiesa, era la sua passione, la sua comunità e lui voleva rimanere vicino a tutti. Come si va avanti adesso senza una figura come Don Lino? Adesso siamo attoniti e smarriti, sembrano parole fatte ma è l'atto di fatto, per cui niente, al momento siamo persi e con la preghiera ci stringiamo attorno alla famiglia di Don Lino e alla sua figura. Servizio di Filippo Fois, vediamo la morte di un centauro trevigiano, 47enne, che è finito contro il guardrail a Roma all'altezza di Corso Italia. Nulla da fare per l'uomo che è morto sul colpo.
L'impatto devastante, la moto finita a terra, il corpo di Sandro Nardellotto, trevigiano 47enne, a pochi metri. Il gravissimo incidente è avvenuto nel sottovia di Corso Italia nei pressi della zona del Muro Torto a Roma. L'uomo stava viaggiando in direzione di Piazzale Flaminio quando ad un tratto ha perso il controllo delle due ruote, finendo violentemente contro le barriere di protezione della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Nardellotto non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Per consentire le operazioni di soccorso l'area è stata messa in sicurezza e il sottopasso è stato chiuso al traffico nel tratto interessato. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti del secondo gruppo Parioli della polizia locale. L'uomo, che ha svolto per un periodo la professione di avvocato, da quanto si apprende si trovava a Roma da qualche giorno e sarebbe dovuto ripartire per Treviso in queste ore. E un'altra morte, un motociclista che è morto a 56 anni per un malore durante un viaggio in solitaria in Vespa. Renato Gomiero si trovava in Norvegia. Stava viaggiando verso Capo Nord in sella alla sua Vespa, una delle sue grandi passioni. Un malore improvviso si è portato via Renato Gomiero, 56 anni, originario di Rovolon. Nel paese era stato anche assessore occupandosi di protezione civile. In Norvegia l'uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Era il terzo viaggio di Gomiero nel paese del Nord Europa. Molto conosciuto a Rovolon, Gomiero da qualche anno viveva con la famiglia ad Albettone nel Vicentino. In Norvegia la settimana scorsa aveva avuto anche un problema. Il motore della Vespa si era fuso e se n'era fatto spedire uno dall'Italia per poi ripartire. Alla sua passione per i viaggi sulla due ruote aveva dedicato anche un libro che in copertina ritraeva la sua amata Vespa. Intanto a Ponte San Nicolò si attende il nulla osta per il rientro della salma di Luca Meneghetti, il 53enne trovato senza vita sull'isola di Cherso in Croazia. Oggi sarà eseguita l'autopsia. Servizio di Chiara Gaiani e vediamo un altro lutto nel mondo della sanità veneta. Questa volta si è spento a 89 anni Davide Francesco D'Amico, luminare di chirurgia, il primo a eseguire un trapianto di fegato in Veneto. Nel servizio vediamo un'intervista rilasciata ai nostri microfoni nel 2010 e le immagini relative al primo trapianto. 23 novembre 1990. Queste le immagini recuperate dal nostro archivio del primo trapianto di fegato eseguito a Padova. Il 27 ottobre 1997 sarà poi eseguito il primo trapianto pediatrico di fegato da donatore vivente in Italia. Nella sala operatoria dell'ospedale della Città del Santo a guidare l'equipe Davide Francesco D'Amico, pioniere assoluto nel campo dei trapianti di fegato e maestro per generazioni di chirurghi. Il professore, originario della provincia di Messina, si è spento a Padova ieri all'età di 89 anni. Direttore del Dipartimento Integrato di Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Università, oltre 500 trapianti al suo attivo, D'Amico era in pensione dal 2009, ma continuava a ricoprire, tra gli altri, la presidenza onoraria della Società Triveneta di Chirurgia. Nel 2010, così ai nostri microfoni, D'Amico ricordava il primo trapianto di fegato eseguito in città. La prima paziente era una donna, le si chiamava Lidia Filice, veniva da Catanzaro, era una donna con una cirrosi biliare primitiva ed è stata una donna che era consapevole del fatto che il nostro centro per la prima volta affrontava questa esperienza. Lascia la moglie e i due figli, ma lascia soprattutto un grande vuoto in chi ha guardato a lui come guida e maestro. Al dolore si è unita tutta la comunità scientifica, accademica, in primis la rettrice del Bo Daniela Mapelli. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Veneto Alberto Stefani. Perdo un padre professionale ed un maestro con il quale ho vissuto 37 anni di impegno, di difficoltà, di successi e di grande passione per la cura degli ammalati. Così Umberto Cillo, erede di D'Amico e attuale direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia epatobilio, pancreatica e dei trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera, che ha aggiunto: porto il fardello di una eredità pesantissima ma pregna di insegnamenti. Sicuro però che la nostra scuola, la sua scuola, sta guardando e saprà guardare al futuro con lo stesso slancio, con lo stesso amore per la sfida e la scoperta che ci sono stati tramandati. La luce del prof D'Amico non scompare, resta. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. A Monsole di Cona un uomo è rimasto
folgorato dopo aver tranciato un cavo dell'alta tensione a un operaio ed è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto durante i lavori di potatura. La vittima avrebbe toccato un cavo dell'alta tensione, rianimato dai sanitari e ricoverato in condizioni critiche. Ancora uno stacco pubblicitario, torniamo subito. È mancato a 95 anni Gianfranco Candiani, protagonista per oltre 40 anni della magistratura veneta e procuratore della Repubblica a Belluno, Vicenza e Treviso. Negli anni di piombo presiedette la Corte d'Assise nel processo contro le Brigate Rosse, accettando un incarico che altri magistrati non volevano assumere. È stato un magistrato coraggioso, è stato l'unico magistrato veneto che ha accettato di presiedere la Corte d'Assise nei processi per le Brigate Rosse, l'omicidio Tagliercio e altri fatti di terrorismo. Il giornalista Gianni Nizzero ricorda la figura del magistrato in pensione Gianfranco Candiani, morto a 95 anni a Treviso, protagonista per oltre 40 anni della magistratura veneta, come procuratore capo a Belluno, a Vicenza e fino al 2002 a Treviso. Se a Vicenza si occupò della Tangentopoli locale del contrasto all'evasione fiscale, a Treviso seguì vicende che hanno segnato la cronaca del territorio, come le indagini su una bomber. Una volta in pensione tentò la candidatura a sindaco di Treviso. Nizzero conclude. Del consigliere Gianfranco Candiani va sottolineato soprattutto il lato umano, ossia il tratto signorile con cui trattava le persone e il massimo rispetto che provava nei confronti di tutti. Così Gianni Nizzero, che è stato per anni giornalista del giornale di Vicenza. Vediamo un altro lutto, questa volta a Treviso, è morta a 48 anni Nora, gestiva il bar Pivetta insieme alla famiglia, originaria di Cuba, era arrivata in Italia 21 anni fa, lascia il marito Michele Pivetta, i 2 figli e la suocera Antonietta. Cambiano gli assetti al vertice dell'ULSS 1 Dolomiti, è stata presentata la nuova squadra. Ogni ULSS ha una governance. Con il nuovo direttore generale si rinnova quella della ULSS 1 Dolomiti, una riconferma e 2 avvicendamenti. La nuova direzione strategica è stata presentata oggi con la presenza dei sindaci, le cui città ospitano i principali ospedali dell'ULSS, Belluno e Feltre. Abbiamo fatto una scelta di professionisti che provengano direttamente dalle esperienze che li hanno caratterizzati, sia per la parte ospedaliera che per la parte territoriale che per la parte amministrativa. Chiedo loro 3 elementi fondamentali: ascoltativo, presenza nel loro territorio, gestione delle risorse umane, perché dobbiamo rivitalizzare questo senso di squadra che è già molto presente all'interno di questa azienda ULSS, ma che può fare ulteriori sviluppi in senso positivo. La mission sarà ancora una volta la medicina di prossimità, portata sempre più vicina, per quanto possibile, al paziente che spesso vive lontano dai centri ospedalieri, che di conseguenza diventano difficili da raggiungere. Questa è un'azienda prevalentemente territoriale, quindi la vicinanza al territorio, i servizi di base vicino al domicilio delle persone rappresenteranno la principale linea strategica che cercheremo di perseguire. La presenza anche di diverse figure professionali all'interno della direzione strategica caratterizza e spero dia questo pensiero e che possa ricostruire questo elemento di fiducia verso i professionisti. Abbiamo un medico, uno psicologo, una componente manageriale, una componente amministrativa, quindi una direzione, vorrei dire, multiprofessionale che dovrebbe essere in grado di intercettare bene i bisogni dei cittadini ma anche dei nostri professionisti. Messaggi con una richiesta di bonifico di quasi 1.000 euro sono arrivati ai telefoni cellulari di diversi conoscenti del sindaco di Sernaglia della Battaglia. A lanciare l'allarme lo stesso Mirko Villanova, che ha denunciato l'hackeraggio dal suo profilo WhatsApp.
Oggi è capitato a me, ma penso ai numerosi anziani, alle persone fragili, alle persone più vulnerabili, dove molto spesso non riescono a riconoscere queste truffe. Ho sforato il limite e non mi fa partire un bonifico da 982 euro. Riusciresti ad anticiparlo tu istantaneo? Domani te li ridò subito. Il messaggio WhatsApp è arrivato sui telefonini di diverse persone dal numero del sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirko Villanova, ed è chiaramente una truffa. A lanciare l'allarme è stato lo stesso primo cittadino. Durante una conversazione con alcune persone, tra cui la mia segretaria e alcuni amici, mi hanno riferito di aver ricevuto dei messaggi con la richiesta di un bonifico urgente e con un IBAN anche su cui versare i soldi. Ovviamente ho provveduto a chiamare queste persone immediatamente, a riferire che molto probabilmente quel messaggio era un messaggio truffa che non arrivava dal mio profilo personale, probabilmente clonato. Non è la prima volta che si verificano truffe del genere, peraltro con messaggi di testo molto simili. Può capitare attraverso il numero di un cittadino comune e a volte anche con quello di un amministratore pubblico. Mirko Villanova ha sporto denuncia ai carabinieri. Chi riceve i messaggi invece deve innanzitutto evitare di mandare soldi o fornire dati personali, quindi segnalare la truffa. Ancora adesso purtroppo mi segnalano che ci sono numerose richieste da parte di contatti che ho di bonifici e di richieste di versamenti. Su questo spero davvero che le forze dell'ordine possano fare il loro lavoro e riuscire ad individuare anche il colpevole per riuscire a gestire al meglio questa situazione. Dal sindaco Villanova al sindaco Nicola Finco, il sindaco di Bassano del Grappa, dove non ci sono hackeraggi, ma c'è il travaglio della maggioranza che però si sta ricompattando. Per la coesione della maggioranza bassanese, un'intervista di Elena Donazzan alla Stampa locale ha fatto di più, molto di più, rispetto ad alleanze, accordi e strategie di coalizione. Già, perché alle bordate lanciate dall'europarlamentare di Fratelli d'Italia all'indirizzo del sindaco Nicola Finco rispondono a braccetto i capigruppo della maggioranza che sostiene il primo cittadino, ovvero Lega, Forza Italia, lista Finco sindaco e impegno per Bassano, più l'ex meloniano Gianluca Pietrosante, che ora è rappresentante del movimento del generale Vannacci. Ma nomi e partiti a parte, quel che fa la differenza è il contenuto di una nota emessa dai capigruppo poche ore fa. Poche righe che ribadiscono come la maggioranza bassanese non manchi di coerenza e di coesione. Il dialogo, scrivono gli alleati di Finco, e il confronto tra le forze che compongono la coalizione si svolge regolarmente con riunioni settimanali, nelle quali è normale che emergano sensibilità diverse. Prova ne sia che Fratelli d'Italia si è astenuto su temi importanti come il bilancio di previsione nell'ultimo Consiglio Comunale. Diversa è la questione che riguarda Elena Pavan. All'ex sindaco, che ora fa parte di Fratelli d'Italia, non è permesso infatti di entrare in maggioranza e tanto Donazzan quanto la diretta interessata hanno definito infantile questa presa di posizione. Ma l'alleanza che sostiene Finco non intende cedere e sottolinea come l'appartenenza di Pavan al partito di Giorgia Meloni non possa cancellare la sua candidatura contro le liste e contro l'attuale sindaco nell'ultima tornata elettorale. Le posizioni critiche della Pavan su temi cari alla maggioranza fanno il resto, ma il capitolo per Fratelli d'Italia non è chiuso. Insomma, la casa è affollata e per ora pure stabile, ma la baruffa è sempre dietro l'angolo. Un record dopo l'altro, record di ascolti per il nostro gruppo Media Nord-Est. È un'estate da record per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che anche a luglio hanno confermato uno straordinario successo di pubblico e la leadership assoluta in Italia. Media Nord-Est è primo network per ascolto medio certificato Auditel tra tutte le più importanti emittenti locali del paese, registrando anche oltre 1 milione di spettatori ogni giorno. Primo network con Antenna 3, sempre prima televisione locale d'Italia per ascolto medio, e che a luglio è stata scelta ogni giorno da oltre 475.000 telespettatori. Qui è già festa in bacino San Marco, come potete vedere alle nostre spalle le centinaia. Anche in questa estate 2026 la nostra informazione ha continuato a raccontare i fatti del territorio, la cronaca quotidiana e i grandi eventi come per la festa del Redentore, entrata grazie a Media Nord-Est nelle case di centinaia di migliaia di persone. Questa è la forza di un grande gruppo con le sue 5 emittenti: Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, TV12, Tele 4. I dati
certificati Auditel parlano chiaro. Media Nord-Est è al primo posto per ascolto medio, seguita dalla lombarda Mediapason, realtà partecipata per il 20% sempre da Media Nord-Est. Terzo il gruppo di Telenorba. Antenna 3 con 475.000 telespettatori cresce ulteriormente, macinando un nuovo primato e staccando nettamente la concorrenza. La cronaca, l'attualità, la politica. A Nord-Est oltre 1 milione di persone ci sceglie ogni giorno, anche in estate, anche dai luoghi di villeggiatura, un legame indissolubile che non va in vacanza e che anzi, grazie a voi, si rinsalda ogni giorno. Vediamo una notizia che riguarda il cinema. A Locarno è ancora Veneto Wave per il regista Cavazzini, il premio per la migliore regia con un suo cortometraggio. È originario di Venezia, ha vinto il concorso Pardi con Mutrion, il suo cortometraggio d'esordio sostenuto dalla Veneto Film Commission. Stasera a Focus, come sempre intorno alle 21:20, vediamo gli ospiti: Marcello Bano, Monica Coin, Lucio Gianni, Alessandro Loddo, Leonardo Padrin, Francesco Pontelli e Matteo Pressi. È tutto, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Tommaso Migot. Ci vediamo alle 21:20 stasera, buona giornata, arrivederci.